Una notizia curiosa è tornata a circolare nei corridoi del mercato italiano e coinvolge un nome che ha segnato un'epoca nel calcio europeo. Torniamo con un altro aggiornamento strategico sul Napoli. Di quelli che aiutano a capire come certi dossier nascono, vengono valutati e rapidamente accantonati. Prima di andare avanti, lascia un like e iscriviti al canale, perché il tema di oggi riguarda un possibile ritorno in Serie A. Sondaggi silenziosi e una risposta chiara della Juventus. Il protagonista è Marco Verratti. Negli ultimi mesi del 2025, Marco Verratti ha seriamente preso in considerazione l'ipotesi di tornare in Italia. Il centrocampista, cresciuto nel Pescara e consacrato al Paris Saint-Germain, è stato proposto alla Serie A tramite intermediari di mercato. Tra i club sondati figuravano Napoli, Juventus, oltre a Milan e Inter. Secondo quanto ricostruito da areanapoli.it, l'idea era quella di strutturare un prestito con l'Al-Duhail SC, club a cui Verratti si è unito a parametro zero all'inizio di luglio. L'operazione avrebbe avuto come punto di forza una copertura salariale significativa da parte del club di Doha, riducendo l'impatto economico per le società italiane interessate. Dal lato del giocatore, la disponibilità era totale, Verratti non si opponeva a un ritorno nel calcio italiano. Nonostante ciò, il rientro non ha convinto tutti. La Juventus è stata l'unica a fornire una risposta chiara e definitiva, proposta respinta. La motivazione non è stata tecnica, ma fisica. Internamente, il club non si è detto convinto della condizione atletica del giocatore di 33 anni. Lontano dal calcio europeo da tempo e impegnato in un contesto competitivo differente in Medio Oriente. Questo aspetto ha pesato più del curriculum e dell'esperienza dell'atleta. Per quanto riguarda il Napoli, così come Milan e Inter, non risultano sviluppi concreti dopo i primi sondaggi. La lettura prevalente è che il nome sia stato valutato, ma non trasformato in una vera trattativa. Sia per ragioni di pianificazione sportiva, sia per l'intensità richiesta dal campionato o per la priorità data ad altri profili di centrocampo. Lo scenario, dunque, indica che il futuro di Verratti dovrebbe restare in Medio Oriente, almeno per il momento. L'interesse c'è stato, le porte sono state testate, ma la risposta del mercato italiano è stata fredda. Soprattutto in un contesto che richiede intensità, ritmo elevato e continuità fisica. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Avresti puntato sul ritorno di Marco Verratti in Serie A, nonostante i dubbi fisici? Oppure condividi la prudenza adottata dai club italiani? Scrivi la tua opinione nei commenti. E se apprezzi questo tipo di contenuti fatti di retroscena reali e lettura strategica del mercato, considera l'idea di inviare un super thanks per sostenere il canale e rafforzare ancora di più questo lavoro.